Vinitaly 2013, grande occasione di grandi vini, di eccellenza, come di eccellenza il jazz di Jazz and Wine. Abbiamo presentato il progetto di gemellaggio con il Festival Jazz and Wine d'Italia, con Zona Emilia, ospiti della cantina Banfi di Montalcino, e lanciamo da quest'anno, rafforzando di più il legame che c'è stato già dall'anno scorso con la presentazione del gemellaggio nei vari festival. Stiamo proseguendo nella promozione della nostra idea allargata a tutti i festival di Jazz and Wine d'Italia, sperando che nel futuro possano essere della compagnia anche i festival europei, con cui siamo già in gemellaggio, con cui già collaboriamo dal punto di vista promozionale. Perché è nata questa cosa? Ci siamo contattati perché questi innanzitutto sono i festival più anziani che hanno deciso negli anni di unire al vino, quindi le cantine del Coglio Goriziano e i vini del Coglio Goriziano, le cantine e i vini toscani, Brunello di Montalcino e Villa Banfi, e le nostre cantine Pignoletto, Merlot, Cabernet, di unire la degustazione del vino alla buona musica. La buona musica con la B maiuscola è il jazz. E quindi cosa fare? Attraverso questo connubio dare al vino quel valore culturale che il vino si merita, perché il vino non è solo un prodotto gastronomico, ma è un vero prodotto culturale, per ritornare a un concetto di cultura dove, come è sempre stato, cioè baccole, baccanti, nell'antichità, la festa non era mai la festa, la cultura non era mai scissa, non solo dal mangiare ma soprattutto dal vino. Montalcino Jazz and Wine nasce 16 anni fa, quindi nel lontano... Quindi siete coevi praticamente? Sì, loro due coevissimi. Noi nello stesso anno e ce la giochiamo sui mesi. Sul mesi. 98 e ha detto Sì, il che... fratello minore, 2 classi indietro. Mentre oggi è quasi ovvio, no? Abbinare la cultura musicale a quella vinicola, 16 anni fa non era così. Per cui ci fu questa idea, noi come Banfi collaboravamo già da diversi anni con una piccola anteprima del Jazz and Wine che si teneva a Roma, il Festival di Villa Celimontana Jazz, ci fu questa idea di portare finalmente la grande musica con il grande vino. Uno dei colpevoli sei tu. E Montalcino in quel momento era veramente il grande vino, onestamente, con tutto rispetto, c'era la moda, era partito questo grande Brunello ed era il vino tra i più gettonati, possiamo dirlo, il vino certamente era la grande richiesta. Quindi fare questo festival in Toscana, a pochi chilometri da questo festival locale umbro, era certamente una sfida anche ambiziosa. L'idea nostra, 9,93 vivendo a Cormons sul Coglio, essendo appassionati di jazz e già organizzando a Gorizia, Trieste, eccetera, ho detto ma come? Abbiamo un territorio bellissimo, frequentato dagli austriaci che venivano nei concerti, dagli sloveni, e allora abbiamo detto, cosa facciamo? Uniamo il jazz a qualcosa di bello, il vino ce l'abbiamo qua. Siamo andati nel comune di Cormons e abbiamo detto, noi abbiamo un'idea. Vorremmo unire il jazz, con gli appassionati che ci seguono, al territorio. La risposta è stata, e perché no? E sono 16 anni che questo perché no ogni anno acquista sempre più vigore. Uno dei progetti più interessanti che svilupperanno grazie a questa sinergia sarà quello di creare una specie di portale, di sito internet, da dove è possibile entrare in tutti e tre i siti, con una possibilità anche di scontistica per gli enoturisti, per gli amanti del jazz, eccetera. Esatto. E quindi questa sinergia di fatto non è soltanto nominale, cioè non appartiene soltanto a questa rete che viene creata nei comunicati stampa, ma poi di fatto diventerà un sito internet. È importante fare comunicazione a tutti i livelli, i festival stanno diventando sempre più importanti e quindi ogni possibilità di comunicazione ulteriore è ben accolta. È solo l'inizio. Siamo entrati nell'adolescenza, 14 anni, 16 anni, quindi è solo l'inizio. L'intero festival che è stato molto seguito e questa
diciamo, soluzione itinerante molto interessante per trasmettere il messaggio musicale ed ovviamente anche per far conoscere una zona a degli ospiti sia locali, ma voglio dire anche che provengono dalle limitrofe zone dell'Austria e della Slovenia. Ma come si può divulgare il prodotto vino? Non solo attraverso il piacevolissimo momento conviviale di un calice, ma quello di condividere anche altre opportunità, attraverso la musica, attraverso i sensi e quindi l'ascolto, la vista, anche poi il gusto e il piacere di degustare calici di buon vino abbinati a dell'ottima musica, secondo me è la cosa più bella e piacevole che si possa fare. È stata veramente oltre le aspettative come affluenza, alla fine come successo. E spero che sia una cosa che proseguirà nelle prossime edizioni e spero che coinvolga anche altre cantine, altre delle cantine che facciano vedere la bellezza delle loro strutture, la bontà dei loro vini. È importante per noi, per il mondo del vino, che si collabori, che si conosca reciprocamente, che si faccia conoscere anche così dal pubblico in questo senso, abbinando anche al vino la musica jazz di qualità, con diciamo, artisti che valorizzano con la loro attività, con la loro qualità anche i nostri vini. È stato un bellissimo riscontro con altri territori, altre cantine, altri sapori, altri luoghi incuriositi e interessati a quello che può essere veramente una nuova, possiamo dire nuova, anche se non nuovissima, perché noi ci siamo da tanto tempo, modalità di valorizzare il vino, il territorio e la musicalità. Il gemellaggio andrà avanti, diventerà un vero e proprio circuito, speriamo, ci saranno tante iniziative, quest'anno già abbiamo introdotto le scontistiche, le mostre che cominceranno a girare, i vini che già girano e continueranno a girare, le persone speriamo comincino e continuino a girare. La sinergia tra questi festival, tra tre territori di OCC, fra i più importanti in Italia, sicuramente darà dei frutti. Io sono sicuro che nei prossimi anni questo primo tentativo di creare un network nel nome del vino e del jazz sarà capofila in Italia, forse anche all'estero, come è stato detto giustamente prima, di possibili bordate più ampie che non hanno altro obiettivo che quello di aumentare l'interesse per il jazz ma anche per il vino. E quindi il binome secondo me ancora una volta si conferma eccellente e importante per il territorio e per gli amanti della musica. Diamo appuntamento ai nostri festival che cominciando da maggio proseguono fino a fine ottobre e buona musica a tutti.